Serve strategia per il mondo della pesca, serve avere una visione. Con 8.000 km di coste, con l'Italia immersa nel Mediterraneo, noi ci meritiamo di essere quelli che insegnano a Bruxelles come si pesca, con le competenze, con le nostre marinerie e con anche tutta la parte scientifica di ragazzi giovani che hanno un approccio diverso sul mondo della pesca. Naturalmente tutto questo è imprescindibile dal fatto, e non si può fare nessun tipo di strategia se non risolviamo il problema del caro gasolio. Il problema del caro gasolio è stato parzialmente risolto col credito d'imposta, primo, secondo e terzo trimestre, ma non può essere la risposta definitiva. Serve un intervento del nuovo governo, naturalmente che spero da Lega, che sia di centrodestra, a guida Lega, deve portare a casa un intervento che possa dare ristoro soprattutto a quelle tipologie di pesca energivore come lo straccio. Insieme scaleremo il futuro, un progetto civico sposato dal sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca, città della Scala dei Turchi, con Prima l'Italia Lega per le prossime elezioni regionali Sicilia del 25 settembre. Oggi siamo a Porto Empedocle, poi andremo a Sciacca, si parlerà del settore pesca, uno dei settori che rappresenta la nostra economia, quella della provincia. Si parlerà, ho invitato a venire sia il deputato alla Camera Lorenzo Viviane, che è responsabile del Dipartimento Pesca, che è l'onorevole Tardino, europarlamentare. Parleremo di credito d'imposta che è per lo sgravio sul carburante, che consente ai pescatori di poter esercitare le loro attività senza ulteriori aggravi. E si parlerà anche di altre questioni come le aree che devono essere attrezzate, servite per tutte le attività della pesca, acqua, il caro gasolio come ho detto prima, e tutto quello insomma che possa agevolare e fare crescere sempre di più una delle economie più importanti del nostro territorio. Siamo qui oggi a Porto Empedocle insieme alla sindaca di Realmonte Sabrina Lattuca, nostra candidata all'Assemblea regionale, e il nostro deputato Lorenzo Viviani, che è capo dipartimento pesca. Abbiamo fatto un incontro con i pescatori, con i rappresentanti delle categorie, perché l'attenzione del nostro partito nei confronti di un settore che deve essere alla base dell'economia siciliana è stato in questi anni costante. Con Lorenzo Viviani abbiamo portato avanti un lavoro di squadra da Roma a Bruxelles, e l'ambizione è quello di essere strutturati in tutti e tre i livelli istituzionali, Palermo, Roma, Bruxelles, per fare in modo che finalmente vi sia un progetto e un programma concreto di interventi normativi che possono tutelare appieno i nostri pescatori.